Bentornati sui sentieri letterari di Librus, un percorso condiviso con Simponia, con Miele Amaro, Ciclo dei Lettori, con Street Books, per la stessa ragione del viaggio, scrivere. Ivo Murgia, ben Ciao, trovato, bentornato anche insomma, in ciao, questa, come dire. ciao caro Gerardo e ciao a tutti. Grazie perché tu hai sempre questa voglia, insomma, di stare da solo, di scrivere, di viaggiare, di tornare e condividere, insomma, a prescindere. Nonostante tutto, hai sempre questa ostinata direzione contraria, a proposito della citazione de Andriana di qui sopra, di regalarci le tue storie. E tu, nonostante tutto, in questa epoca abbastanza critica, hai ancora la voglia di raccontare e raccontarti. Porca Ivo. miseria, se ci manca quella siamo spacciati proprio. Cosa c'è di più bello d'altronde che condividere con qualcuno le proprie storie, i propri viaggi, anche i propri libri alla fine. Intanto condividi con te stesso quest'idea, cioè del viaggio della scrittura. Raccontaci un po' l'antefatto per questo nuovo capitolo, Ibn, dove sei? Beh, l'antefatto è questo. Vabbè, io ho vari percorsi un po' versatili, diciamo così. Negli ultimi anni mi sono occupato principalmente di lingua sarda, ma ho sempre avuto la passione dei libri, sia in sardo che in italiano, da moltissimi anni. Sono sempre stato un lettore vorace, insomma. E sono stato, e sono tuttora, finché si può, un viaggiatore, diciamo così. Mi piace molto viaggiare, quindi semplicemente ho unito due passioni, i viaggi e i libri, sono approdato in maniera proprio diciamo naturale alla letteratura di viaggio. Tant'è che 3 anni fa avevo lanciato proprio un progetto di Sì, letteratura di viaggio che avevo ambiziosamente chiamato Trilogia Asiatica, che voleva fare 3 anni, 3 viaggi, 3 libri, che è proceduto soltanto per 2 capitoli, 2 anni, quello indiano e quello e quello cinese, cinese. con un viaggio di un mese e un libro. Poi nel 2020 non c'è bisogno che ricordi cosa è successo, insomma, non si è potuto chiudere il ciclo perché non si è potuto viaggiare. Però fortunatamente nel frattempo avevo fatto un piccolo viaggio di appena 2 settimane in Marocco perché avevo intenzione di partire con la trilogia africana. E quindi ho detto, vabbè, non chiuderò il capitolo asiatico, ma almeno forse speriamo inizio quello africano. Quindi eccoci qua oggi a parlare di un libro di viaggio ambientato in Marocco. Quindi tu in 2 settimane affronti, nonostante tutto, un nuovo viaggio e racconti una storia che insomma sul confine dell'attualità, delle reminiscenze tue, no? Di Sì. suggestioni, poeti, scrittori, e qui parliamo di un certo Ibn Battuta. Come no? Ibn Battuta io l'ho conosciuto in Cina, perché 2 anni fa, quando sono stato in Cina, ho scoperto che il primo occidentale a parlare della muraglia cinese è stato un africano, Ibn Battuta, che è stato un grande viaggiatore, uno dei più grandi viaggiatori di tutti i tempi, ha viaggiato quasi per 30 anni, berbero, di una famiglia di giuristi, che viaggiò principalmente nel mondo islamico, spingendosi appena fuori insomma, dal mondo strettamente islamico come India e Cina appunto, e che fece tappa anche a Cagliari. Se ne parla nei suoi libri, fece giusto una tappa, un passaggio al porto e qualche giro intorno al porto, sono 10 righe in tutto nel libro il passaggio cagliaritano, però per dire come, per ricordarci ancora una volta come la Sardegna sia il centro del Mediterraneo e chiunque viaggi, qualunque viaggiatore prima o poi ci sbatte sopra. Questo confine inevitabile, insomma. E quindi il libro è dedicato alla sua figura, no? Mi sembrava un omaggio, venendo io dalla Cina, andando in Marocco, mi sembrava un omaggio doveroso a quel grande viaggiatore che fu Ibn. Come lo hai preparato, come lo hai sedimentato, insomma, che approccio hai avuto a questo tipo di viaggio, insomma. Ma la formula è sempre la stessa, il viaggio è assolutamente vero, quindi diciamo che ogni giorno c'è un capitolo. Io quando sono in giro, in viaggio, ho sempre con me il telefono dove annoto quello che vedo, però di solito micro episodi, micro storie che mi colpiscono. Non, se vado a Parigi non c'è la Torre Eiffel, quello lo sanno già tutti, ma magari come è vestito uno, che scarpe uno, cosa sta mangiando, qualche micro storia che mi può colpire dal quale si può sviluppare qualche episodio interessante. Me lo segno nel telefono. Poi quando torno a casa prendo i miei appunti, l'itinerario di viaggio e da ogni giorno tiro fuori un capitolo e procedo sempre così. Poi a questa fase assolutamente vero dove i posti sono veri, i luoghi, i ristoranti, gli spostamenti, aggiungo una fase di fantasia, di costruzione narrativa che quella può non corrispondere alla realtà, anzi essere totalmente inventata. È un po' la mia parte, insomma, che mi ritaglio come autore
come ho detto altre volte, per non fare il compilatore di guide turistiche e basta. La Torre Eiffel no, perché tu sei un viaggiatore, non sei un turista, Ivo Murgia. In questo io insisto molto, soprattutto in questo libro torno su questo tema che mi preme molto affrontare e scindere, insomma, le due figure di turisti e viaggiatori. Premetto però, senza voler fare giudizi di merito o di sordo, ognuno ha le sue ragioni per essere un turista o un viaggiatore. Io posso ammettere che non tutte le persone siano interessate a fare viaggi di un mese, zaino in spalla, dormendo dove capita, girando così, mangiando per strada. Qualcuno ha bisogno di stare 2 settimane sdraiato di fronte al mare con un coltello in mano, è un suo diritto. Non è il tipo di viaggio che farei io, però tipicamente direi che il turista ha una frizione più superficiale, veloce, per tante ragioni, dei posti e nella accezione più deteriore del termine si porta da casa anche un po' di pregiudizi in valigia e di privilegi che tende a far pesare ai locali, tende a non essere molto interessato alla cultura locale, a volte anche non molto rispettoso della cultura locale, mentre il viaggiatore invece si pone in maniera molto discreta, cerca di essere quasi invisibile, di godere della cultura senza disturbare, senza causare danni, insomma, ha una curiosità e soprattutto si confronta alla pari, non si porta dietro i complessi di superiorità eurocentrici, eccetera, eccetera. Quindi l'approccio al viaggio nella differenza tra le due tipologie tipicamente è questa. Negli auspici io vorrei essere un viaggiatore naturalmente, poi capita anche di usufruire di servizi turistici, se mi serve un pacchetto di escursioni me lo prendo perché a volte non ho voglia di andare così a cercare, a fare alla tenera età di 46 anni, di sbattermi come un ventenne, quindi a volte anch'io tranquillamente posso usufruire di servizi turistici. L'importante è sempre lo sguardo, l'approccio rispettoso, interessato, curioso nella maniera giusta. Tant'è vero che in qualche modo hai anche esorcizzato una piccola defiance burocratica, organizzativa nella parte del viaggio che ti è capitata, insomma, quindi anche questa è una modalità di vedere oltre e vedere meglio, insomma, quello che ti Sì, sta la succedendo. burocrazia è una brutta bestia, io odio tutte le scartoffie burocratiche da molto tempo, purtroppo per ragioni di vita quotidiana devo averci a che fare ogni tanto. Sì, c'è stato un piccolo incidente burocratico tra ritardi e risarcimenti tra la Royal Air Marocco e l'Alitalia, ne posso ridere perché non è niente di grave, e ne ho accennato nel libro in toni, come dici giustamente tu, ironici, che tendono a esorcizzare, insomma, queste piccole complicazioni che sono legate al viaggio. In viaggio ci sono talmente tante variabili che si devono incastrare che non Sì. dipendono da te, che è quasi impossibile che vada tutto bene. Io in ogni viaggio c'è successo qualcosa, c'è qualcosa da ricordare tra valigia persa, aerei persi, i ritardi, questo, il taxi che finisce la benzina, il mezzo che si ferma, cioè ogni viaggio ce ne so. Con te è troppo facile dialogare. La valigia, ecco, cosa metti in valigia, Ivo Murgia? Pochissime cose, io sono un viaggiatore molto basic, quindi dal punto di vista della cosmesi praticamente 2 cose, spazzolini e un pezzo di cristallo di allume di rocca come deodorante e di sapone di Marsiglia, basta. E poi di solito vado in posti caldi, quindi mutande, magliettine e pantaloncini che lavo, quindi non è che mi porto 30 magliette, me ne porto magari 10 e ogni tanto lavo. Quindi un trolley piccolissimo, anche perché lo devo portare in giro per un mese, quindi leggerissimo e molto funzionale. E invece ti metti in valigia all'andata o al ritorno le citazioni, come sempre, tu usi anche delle citazioni particolari, da Oscar Wilde a Fernando Pessoa piuttosto che a De Chirico. Arrivano durante, alla fine? No, no, non sono legate strettamente al viaggio. A volte sento delle cose, me le segno, dico questa mi piace, potrei riutilizzarla, poi le sfoglio e dico magari per questo libro va bene questa o questa e ce le metto. Non sono necessariamente legate al libro. No. Quanto ti sei sentito, come dire, estraneo, tra virgolette, quindi rispettoso, della condizione, dell'ambiente di quel territorio che stai visitando e quanto più o meno inconsapevolmente ti sei sentito riconosciuto, perché anche tu, insomma, hai tratti sommatici che spaziano su vari lati del Mediterraneo Guarda, fino all'estremo oriente, caro porca Ivo. miseria, porca miseria. Io ho fatto un test del DNA e risulta che ho quasi il 10% di sangue nordafricano, Ecco. 9 punto qualcosa, quindi insomma ero abbastanza a casa. Ho conosciuto anche gente in Marocco che giurava di conoscermi, di avermi visto varie volte lì
intorno, nonostante io insistessi nel dirgli guarda è la prima volta che vengo. Mi devi anche dei soldi, tra l'altro, insomma, magari. Sì, sì. Quindi la faccia non è nuova, vabbè, siamo a 200 km dalle coste africane, da Cagliari, non è che siamo dall'altra parte del mondo, siamo dirimpettai. Nel corso degli anni Punti abbiamo di avuto contatto, certo. molti contatti, molti scambi, quindi insomma ci conosciamo. Adesso ci stiamo un po' perdendo di vista per questioni politiche, però geograficamente siamo lì. Che sei un turista comunque ce l'hai scritto in faccia, perché sì, i tratti somatici, Chiaro, però qualcosa ti chiaro. tradisce, lo zainetto, le ciabatte, l'abbigliamento, qualcosa ti tradisce, si accorgono subito che non sei locale, quindi alla pena ti vedono, triplicano i prezzi subito, così d'ufficio. E quindi si parte con lo sfinimento di trattazioni e La cose, trattativa, sì. e cose così. Io, vabbè, ripeto, cerco di essere più discreto possibile, però ce l'hai scritto in fronte che sei un turista, cioè ti beccano subito. Mi suggerisci, come sempre, vedi tanti argomenti, con te è spontanea la conversazione, il DNA, hai parlato prima, insomma, Sì. in che era hai fatto questo viaggio? Proprio nell'era cosiddetta pandemica? Poco prima, a novembre 2019, poco prima, un annetto fa, tutto è iniziato a febbraio Certo. 2020, insomma, 3 mesi prima. Volevi sapere se ero io che ho portato il virus in No, 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 Sardegna? se potessi, casomai io possa condividerlo in qualche modo, mi piacerebbe anche contaminarmi non solo delle tue letture dei tuoi viaggi, ma insomma anche del DNA per capire l'uomo dove sta andando, mi verrebbe da dire, caro Ivo, insomma, Guarda, io ho trovato 5 etnie diverse dentro di me, ecco. pensa un po', quindi. A proposito di, no, di anagrafe, insomma, di carte Sì, d'identità. sì, sì. Hai scelto un luogo, poi la meta è diventata la meta stessa, il viaggio, insomma, No, no, come che cosa è dicevo successo? prima, per questioni un po' di mandronia legata all'età, mi sono appoggiato a un'associazione di turismo responsabile, di viaggi, insomma, di quelli solidali, insomma, così, e ho comprato un pacchetto di escursioni che mi è risultato molto comodo, perché come dicevo prima non ho più tanta voglia alla mia tenera età di andare in giro zaino in spalla, quindi per comodità ho usufruito di Hai, servizi turistici e ho comprato un pacchetto di escursioni. Così che in 2 settimane ho potuto fare un bel giro del Marocco e vedere molte cose, dalle città imperiali alle coste dell'oceano, a Sua Maestà il deserto del Sahara, alle gole, gli ambienti naturalistici, ai villaggi berberi, insomma, Casablanca ovviamente, insomma, anche qualche localino turistico, insomma, un viaggio abbastanza, per 2 settimane abbastanza esaustivo, insomma, una bella idea te la fai, insomma, nel Marocco. hai fatto anche un viaggio, come dire, sul gusto, sulla musica, Porca miseria. sulle ambientazioni, raccontaci un po', Porca insomma. miseria. Vabbè, io sono un gran mangione, innanzitutto un amante delle cucine etniche, delle spezie, anche nella mia vita normale, anche quando non sono in viaggio. Quindi sicuramente è un viaggio nel viaggio, la scoperta della cucina marocchina, una grande cucina nordafricana, ma anche mediterranea, dove ne amano molto mischiare il dolce e il salato, per esempio la versione marocchina del couscous c'ha una bella spruzzata di uva passa sopra, quindi c'ha questo retrogusto dolciastro, oppure la tagine, il loro piatto tipico nazionale, spesso che sono verdure e pesce o verdure e carne stufate, spesso si accompagna con fichi o mele cotogne, cioè con questo dolce che ti arriva. Insomma, è una cosa che da noi non si usa, quindi per me è molto interessante, molto sfiziosa. Poi il cibo non è solo gola, è espressione di un modo di stare al mondo, di Certo. convivialità, è occasione di socialità, perché a tavola si parla, si scambia, ma tu, ma io, ma noi. Quindi è una situazione che mi piace molto e cerco sempre. Si parla molto di cibo nei miei libri, tutti, di viaggio È no. un È tratto proprio, sì, costante, me lo insomma. dicono spesso, dice, ma stai sempre mangiando, sembra che vai nei posti, beh sbrighiamoci che dobbiamo andare a mangiare, non vedi l'ora Beh, insomma, di andare al ristorante. perché è uno di quei momenti in cui si conosce meglio, come dire, no? E Sì, ci si sì. relaziona meglio con l'altra In parte, come dire. effetti è anche una critica, mi dicono, forse dovresti descrivere più i luoghi, dovresti trattenerti un po' di più. In effetti ci ho pensato a questa cosa e i miei libri sono molto concentrati più sulle persone che sui luoghi. Parlo molto più di gente che di luoghi. Io non amo neanche come lettore le descrizioni e non penso che nel libro si debba dire tutto, insomma si può lasciare anche spazio all'immaginazione, alle guide turistiche, insomma chi vuole
approfondire ogni spigolo del muro, del monumento, ci sono altri testi. Io non lo faccio, a certi non piace, a certi mi dicono, lì avresti dovuto, poi alla fine è troppo breve, lasci sempre un po' manca qualcosa, quell'appetitino, ma poi mi hanno detto, questo è troppo breve, dovevi metterci più. Il viaggio era più breve, il libro è più breve, gli altri erano di un mese. Forse è uno stimolo poi, no? Come dire, a Ma è anche un proseguire noi il complimento, viaggio in dice, qualche rimane modo. un po' di appetito, sai, dice. Però questo, ripeto, è il viaggio, che il viaggio era 2 settimane, gli altri Cina e India erano un mese, quindi gioco forza erano più lunghi anche i Certo. libri. Questo è nato per circostanze un po' così dovute a pandemie e cose, quindi è così. Insomma, rimarrà un po' di appetito. Il mondo berbero, insomma, che tipo di approccio hai avuto al di là della cartolina, no? Che Beh, spesso in Occidente usiamo, ecco, quando parliamo di questo tipo molto di... interessante, molto, molto, molto. Io, come sai, anche nella vita in Sardegna mi occupo di lingue minoritarie. Ecco, E lì ovviamente la questione berbera mi ha interessato moltissimo, a partire da Ibn Battuta ovviamente, che era berbero. La situazione berbera è molto interessante, innanzitutto perché i berberi sono i primi abitanti del Nord Africa, erano lì prima che arrivassero gli arabi, hanno la loro lingua, la loro cultura, il loro alfabeto, i loro canti, la loro musica e purtroppo sono molto antipatici perché sono ribelli ai confini, alle regole, agli stati, amano spostarsi, non riconoscono autorità e quindi sono difficili da inquadrare. Oggi la loro situazione è molto migliorata, quindi la lingua berbera è insegnata nelle scuole, è riconosciuta, la vedi per strada, la cartellonistica e la trovi in arabo, francese, berbero, si parla orgogliosamente nella trasmissione intergenerazionale. Ho parlato con molti berberi che orgogliosamente mi hanno detto i nostri figli parlano berbero, il futuro della lingua è assicurato. Insomma, tutto lo stigma sociale che c'era sull'essere berbero pare finalmente e giustamente avviato al dimenticatoio come merita e invece c'è un risorgente orgoglio che mi piace molto e che è anche incuriosito perché molti di questi berberi vedevano un turista che stava là a chiedere tutte queste cose, dice ma a te cosa te ne frega? E allora un po' spiegavo un po' le cose anche della Sardegna dal punto di vista di un sardo, insomma, tutte queste dinamiche che alla fine non sono molto diverse, insomma. la lingua minoritaria, insomma, è un mondo che affascina anche a me, insomma, da tanti punti di vista. Ecco, qual è il tuo approccio, qual è il tuo studio, insomma, il tuo modo così, di verificare, di Ma indagare la sì, lingua io minoritaria? da 20 anni mi occupo di progetti sulla lingua sarda, essendo sardo, essendo in Sardegna, perché fondamentalmente mi piacciono le culture originali. Se fossi in Marocco mi interesserei sicuramente di cultura berbera. Non amo molto io le mode temporanee un po' scoppiazzate qua e là che vanno e vengono, fondamentalmente mi interessano poco. Amo invece le culture originali, ma non fossilizzate. Io amo molto la sintesi col presente. Mi interessa molto come una cultura antica come quella berbera o sarda si declina nel presente e che sintesi fanno i parlanti o gli abitatori di questa cultura col presente. Questo mi affascina ancora di più delle cose millenarie, dei musei che sono anche belli e interessanti, però non mi affascina come la sintesi col presente. Questo mi interessa moltissimo, sia in Sardegna che è il mio punto di riferimento. Io quando ero in Marocco facevo i confronti con la Sardegna, è inutile, quando sono stato in altre parti d'Africa uguale. Punti di contatto, Ma magari, certo, dei dinamiche, le rimandi. dinamiche di potere legate al colonialismo, al postcolonialismo, Questo è cioè, un altro tratto sì, interessante. sono le stesse, le dinamiche sono le stesse, le cose che si dicono sono le stesse e le battaglie sono le stesse. Cioè. A me piacciono molto le battaglie dove c'è da combattere, non mi piacciono le battaglie già vinte, insomma, salire sul carro dei vincitori. Quelle dove c'è da combattere, minoritarie, mi interessano di più. Senti, è un libro che ha altre sfaccettature da viaggio condivise, insomma, da chi ha realizzato la copertina, da Porca chi miseria, guarda. ci regala questa foto particolare, dall'introduzione di Eh, Irene Carluccio. Raccontaci un po' le varie anime di Come questo no, libro. le varie anime di questo progetto di viaggio, perché negli ultime pubblicazioni, almeno nelle ultime 3 e 4 anche, grazie a Igor Lampis, mio complice nelle edizioni Cenacolo di Ars, delle quali è direttore editoriale illuminato, perché essendo anche lui un autore, un artista, capisce le esigenze degli artisti, ha molta pazienza, non sai quante volte gli ho fatto cambiare la grafica, il font, questo me lo sposti, questo lo metti giù. Beh, La pazienza di un santo c'ha Igor veramente,
perché sa, essendo lui stesso... È un profeta, come dire, insomma, a suo modo. Un giorno dovremo dire dov'è, che fine ha fatto Igor Lampis. Ci capiterà di chiedercelo Guarda, rispetto... ti consiglio di sentirlo perché c'è un libro in uscita che è un disco in uscita che è una bomba. Io l'ho sentito in anteprima, sta aspettando i vinili. Ti consiglio di tenerla a mente, vi consiglio per le prossime programmazioni di calendarizzarlo Beh, perché Igor merita. è un cantastorie, uno chansonniere, insomma, è uno che offre sempre storie meravigliose Porca miseria. attraverso Guarda, io il te lo dico, mi canto. piacerebbe anche se non fosse mio amico, come mi piaceva prima di conoscerlo, insomma. E insomma, grazie a lui io in ogni progetto editoriale riesco a coinvolgere 3 o 4 complici che ci permettono di tirar fuori dei signori libri, inteso come prodotto editoriale, con copertine realizzate da artisti sardi bellissime, come in questo caso da Giacomo Zucca, fotografie professionali, ma anche Genia Azzeni, Silvia Piras, altri artisti che hanno collaborato. Ho un'altra carissima amica e grandissima fotografa, purtroppo troppo modesta per questo mondo, come Sara Deida, che mi ha regalato una fotografia straordinaria, molto simpatica, divertente, in tema con i colori del libro e del Marocco. E anche Irene Carluccio e altri amici, Fabio Marcello, Andrea Macis, che hanno scritto le prefazioni dei miei ultimi libri, Frisco Aresti, che sono amici. Irene Carluccio in realtà l'ho conosciuto in Marocco. Non era Ecco, una mia amica, era una psicologa pugliese che ho conosciuto in Marocco e un giorno stavamo parlando e gli ho detto, ma visto che c'eri pure tu in Marocco, me la scriveresti una paginetta? E lei non aveva mai fatto una cosa del genere perché, ripeto, fa altro nella vita, però, sai, incuriosita da questa cosa, ma dici, ma sono in grado? Ho detto, ma secondo me sì, gli ho dato fiducia e poi sono rimasto contentissimo, ovviamente, di lei. Non avevo dubbi perché sentivo qualcosa che c'era dentro di lei, infatti mi ha dato molta soddisfazione, è stata molto generosa, come si fa, nella presentazione molto carina, e quindi ha fatto anche lei questa avventura letteraria. e poi sembra un taccuino in realtà, È un no? tascabile, sì, un Sì, è formato un formato tascabile. interessante, sì. Sì, sì, ci piace molto questa cosa della cultura da portarsi dietro, un formato tascabile. Sì, siamo carta riciclata. Ripeto, è un prodotto editoriale dignitosissimo che porto in giro con molto orgoglio, grazie appunto agli amici che ho coinvolto negli anni, a complicità del Cenacolo, insomma. Mi dà molta gioia questo progetto, sì. Si sente, anche dal tuo Sì, racconto. io sono sicuro che quello che c'è scritto in quel libro mi rappresenta al 100%, nessuno ci ha messo le mani e mi ha detto cambia il finale, questo me lo metti qua, questo capitolo me lo togli, mettici un po' di questo, togli un po' di quell'altro. Ci sono io, ho ascoltato i consigli, corretto quello che era da correggere, però lì dentro dove c'è scritto Ivo Murgia mi rappresenta veramente, c'è veramente il pensiero di Ivo Murgia, non di qualche editor. Senti, come dire, all'evocazione della cultura berbera io ti vorrei chiedere anche da un punto di vista musicale se è successo qualcosa, invece poi mi ritrovo a dover parlare con te anche di Jimi Hendrix, insomma, quindi insomma, non so, adesso Porca sembra miseria. destabilizzante, ma in realtà insomma, ti lascio anche qui, ti lascio il Allora, io racconto, fratello. quando sono in giro ascolto spesso le radio locali, quando sono in viaggio, negli spostamenti, e quindi ascoltavo sia le radio in francese, che erano più accessibili per me per ovvie ragioni, quelle in arabo pure, dove passano cose sia tradizionali sia moderne, così, robe del genere che si possono sentire quotidianamente nella radio. Poi ci sarà, naturalmente c'è tutto il mondo delle musiche tradizionali, ovviamente, quindi della musica berbera, della musica ghenawa, marocchina, che io ho sentito anche a Cagliari perché era passato un gruppo marocchino, aveva suonato qua a Cagliari, sono passati Tinari, Wena anche qua a Cagliari, un gruppo di Desert Blues che è tutto un altro mondo straordinario che amo moltissimo, che viene dal Maghreb fondamentalmente, dai berberi soprattutto, dei Tuareg, i Sì. cosiddetti, Tamazigh, insomma come li vogliamo chiamare. Un mondo molto 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 interessante. E poi c'è questo episodio molto curioso di Jimi Hendrix in Marocco, cosa che io ho scoperto lì. Non sapevo perché pare che Jimi Hendrix fosse un appassionato di Essaouira, questa località turistica marocchina, pare che lì abbia composto qualche canzone, in particolare Castles Made of Sand, che dal titolo potrebbe insomma anche essere, no? Castelli di sabbia, e pare che abbia lasciato svariati figli anche lì in Marocco e uno credo di averlo anche trovato. In Marocco. E l'ho anche sentito un giorno in un locale dove stavo mangiando, un locale berbero. C'era puzzo di bruciato, insomma, una chitarra che No, andava c'era un fuori. ragazzo che sembrava un ragazzo che non era berbero, era molto scuro di pelle.
Io pensavo fosse etiope dalle fattezze addirittura. In realtà lì c'è tutta una generazione di ex schiavi, discendenti di ex schiavi subsahariani. Gli arabi sono stati grandi schiavisti prima degli europei, intendiamoci. Quindi c'è tutta una generazione di discendenti degli ex schiavi subsahariani che hanno la pelle molto nera, insomma, sono africani neri. Ehm, e questo ragazzo sembrava veramente Jimi Hendrix perché era riccioluto, aveva proprio le fattezze e suonava le chitarre, suonava un desert blues fighissimo che io stavo mangiando con un orecchio sintonizzato sui suoi giri di chitarra. Certo. Tant'è che ho la solita faccia da sola che ho, mi sono avvicinato a chiedergli un po' a curiosare chi era e chi non era. Non era il figlio di Jimi Hendrix, non era neanche etiope, era marocchino probabilmente discendente, però suonava dannatamente bene. Insomma, quindi ho giocato un po' su questa cosa del figlio di Jimi Hendrix. Sì, però il desert blues è un fenomeno molto interessante, se non lo conoscete facilmente si può reperire su YouTube qualche video, qualcosa, vi consiglio assolutamente di ascoltarle, anche la musica Gnawa, scritto Sì. Gnawa, che è molto interessante. C'è un percorso anche al femminile che ricorda un po' quello di Tina Riwen che consiglio molto, credo che sia le figlie del Gadadad, Porca che qualcosa del gruppo, genere. porca Sì, miseria, sono straordinario. straordinari, sì. Che Sì. gruppo. Senti, in realtà poi in poche righe tu come sempre riesci a centrare, no, l'essenza e le contraddizioni, come in questo passaggio, appunto, il paesaggio e i colori di Sidi Hamza sono quelli dell'ocra e della sabbia del deserto, in varie sfumature, del fango e della paglia. In particolare quella della Casbah, costruita con mattoni di paglia e fango, appunto, insomma qui Sì, no, il sì. contatto con la Sardegna, e nella quale ancora vive ancora qualche famiglia. Nel villaggio invece sono arrivate le comodità del nostro amico progresso, Coca-Cola compresa. Ecco, questa tua capacità, no, di notare sfumature e contraddizioni che Sì. sono insite nell'essere umano come in qualsiasi cultura. Entri nella casba con queste case di mattoni appunto di paglia e fango e vedi questa insegna Coca-Cola perché magari c'è una botteguccia che vende Coca-Cola, un sinonimo di progresso molto frainteso, tra parentesi, Certo, che sono veramente un pugno nell'occhio. Tu dici, "Oh, pure qua", però insomma fa parte degli effetti collaterali della famosa globalizzazione, esatto. insomma. Le cose che girano, che esportiamo come Occidente, per quanto noi sardi molto periferici, eccetera, eccetera, sono anche queste, le cose un po' più superficiali, insomma, la Coca-Cola, questo mondo qua. Senti, Ibn in qualche modo lo hai ritrovato, insomma, c'è stato qualche momento in cui come dire, Sì, hai sì. visto qualcosa della sua filosofia, del suo Sì, sì. racconto. Sì, in tante facce, ma soprattutto a Chefchaouen, che è la città blu, o anche la perla blu, insomma, se vi piacciono i nomi un po' più esotici. Mi sono ritrovato mentre passeggiavo nella città che è effettivamente blu, sul quale ci sono varie teorie su questo colore blu, che spiego un po' accenno nel libro. Mentre passavo ho visto l'insegna di un hotel, addirittura, con scritto Hotel Ibn Battuta. Quindi mentre camminavo ho visto questa insegna, mi ci sono dovuto fermare ovviamente, immortalare sotto l'insegna, come dire, eccoci finalmente dopo la Cina e la muraglia cinese, ci rincontriamo, ci ricongiungiamo idealmente a Chefchaouen nel tuo Marocco sotto questa insegna che porta il tuo nome a distanza di tanti anni. Molto interessante, insomma, ecco, le suggestioni che poi hanno, come dire, no? Una loro effettivamente collocazione durante il viaggio che poi in te si era sedimentato già in Cina. Come è stato accolto, non solo come dire, negli ambienti come dire, no? di fratelli e amici questo diario di viaggio e che cosa possiamo aspettarci, Ivo, da te, insomma, da questo ulteriore taccuino? Fondamentalmente bene, mi hanno detto delle cose che mi si dicono anche spesso, che il libro si legge molto velocemente, che cattura subito, che è scorrevole, che ha sempre un taglio, una cifra stilistica molto ironica, molto divertente, molto interessante, che insegna anche delle cose che noi conosciamo poco, ovviamente. Le critiche sono state magari appunto è troppo breve, poche descrizioni, si mangia troppo, insomma, non si può accontentare tutti, ci sono delle mie idee che a volte sono anche molto radicali, dette con quel registro ironico molto divertente, che però insomma sono belle forti, belle sentite. Quindi ovviamente idee così radicali non possono piacere a tutti, però c'è dentro Ivo Murgia il suo pensiero, qualcuno piace, a qualcuno meno, insomma, io sono contento
La letteratura di viaggio mi ha preso molto perché, come dicevo, ha unito due mie passioni e vorrei continuare almeno per un altro po', potendo viaggiare su questo filone. Sono anche un lettore di letteratura di viaggio, quindi conosco bene, insomma, la letteratura, gli autori, insomma, così. L'idea sarebbe di continuare a viaggiare e a scrivere. Proprio se devo sognare, la mia vita ideale sarebbe quella di essere pagato per viaggiare e scrivere. Cioè, proprio se Lo dobbiamo dichiariamo, lo sognare, dichiariamo. io sto dicendo proprio all'universo, il mio sogno è essere pagato per viaggiare e scrivere. Quindi chi deve sentire, che senta. Ecco, facciamo arrivare anche a beneficio in regia la tua comunicazione, chissà che tipo di Spero reazione che avremo da, l'universo da sia Simponia sintonizzato. e da Enrico Piccoli e Jonathan della Mariana in cabina di E anche regia, loro sono un pezzo di universo, quindi sono sintonizzati. che sono un pezzo di pane anche come persone e Porca. forse anche come Avercene, companatico e avercene. pagnotta per il viaggio. Però forse questo tempo dispari, tra virgolette, che stiamo un po' vivendo, Ivo Murgia invece in viaggio per la Sardegna per raccontare un'altra Sardegna. Ci ho pensato, mi è stato suggerito anche da amici. Che forse questo tempo anche lo suggerisce Mi un po', ha no? detto, ma scusa, ma se non potessi viaggiare manco l'anno prossimo, cosa che insomma facciamo i dovuti scongiuri, però dato che non dipende da noi, insomma non si sa mai, potrebbe essere un'opzione, un viaggio in Sardegna col mio sguardo, è sempre quello, ripeto, anche molto ironico, potrebbe essere un'opzione da tenere in mente, un viaggio in Sardegna, sì, ci sto pensando, lo sto valutando. La mia idea era di andare in Asia il prima possibile. C'è anche qualche altra meta che potrebbe interessarmi, la Turchia mi sta un po' chiamando in questo periodo. Eh, Però se disgraziatamente non si potesse, potrebbe essere un'opzione, effettivamente, sì. Senti, Ivo Murgia, insomma, il viaggio insegna a scrivere, la scrittura ti fa viaggiare, la vita è una battuta, no, Marzullo non c'entra nulla, insomma, Ivo Murgia, insomma, no, scherzi a parte, il rapporto che hai veramente con... Sembra una sorta di ossessione, la tua nel senso no, positivo e fertile del termine, quello di affrontare te stesso attraverso l'elaborazione della scrittura, che anche questo è un viaggio, insomma. Perché qualcuno, no, anche scherzando, dice, ok, Ivo ogni volta che torna dal viaggio, no, ci costringe al suo racconto e al suo libro. Invece c'è un'esigenza anche tua, intima, profonda, personale, di mettere, no, su carta Sì, un'esperienza. sì, sì, ci sono, oltre le descrizioni dei viaggi, molte digressioni sui miei temi che dicevamo prima, colonialismo, lingue minorizzate, cibo, il rapporto con i locali, poi musica, turisti e viaggiatori, il razzismo, un altro tema che in Africa ho affrontato spesso, raffrontandolo anche con la Sardegna, ovviamente, dove ho fatto qualche ragionamento, delle elucubrazioni che possono essere condivise da chiunque. In effetti il viaggio è una cornice, per me è molto comoda perché mi dà già uno sfondo nel quale inserire le cose che voglio dire, quindi partendo dal viaggio ho già l'ambientazione, non ho bisogno di cervellarmi, costruire con la fantasia luoghi e gente, anche se un po' poi lo faccio, però mi è molto comodo questa dell'ambientazione del viaggio per dire le mie cose. In realtà io non è che passi l'anno a scrivere un libro ci metto 3 settimane all'anno, non è che faccia lo scrittore 365 giorni all'anno, il resto è andare in giro, promuovere, incontrare la gente, parlare, condividere. Io non amo molto, anzi non amo per niente la parola presentazione, i nostri sono sempre incontro con l'autore, non sto mai su una sedia sopra un palco, ma sempre a terra a livello della Sì, gente, sì. sempre partecipati, condivisi, dove io racconto il Marocco e tu mi racconti, anche io sono stato, ma tu sei stato là? Ah, io no, ah, vedi, sarei dovuto... Cioè, sempre in questi termini. Noi con Igor poi cantiamo, suoniamo, abbiamo fatto presentazioni di 2 ore, poi continuato in pizzeria, perché c'era gente che ancora voleva condividere i Certo. viaggi, parlare, cioè... Mai l'autore in cattedra a stillare perle di saggezza a pubblico adorante, no, no, sempre incontri. Per la Incontri stessa ragione del viaggio, la relazione, lo sì, scambio, il cibo paritaria. e la Sì, condivisione. sì, sì, sì. La potenza intellettuale di un uomo si misura dalla dose di umorismo che è capace di utilizzare. Insomma, questa è la frase di De Chirico su Sì, questo alla diario di quale credo viaggio. molto. Credo molto nell'ironia, amo molto gli scrittori che usano una cifra stilistica ironica e autoironica.
non amo chi si prende troppo sul serio. Ibn, dove sei? Ivo Murgia, grazie, buon A viaggio, voi, buona grazie, a fortuna. voi, grazie. Librus, grazie a Enrico Piccoli in cabina di regia, ovviamente Ciao, a Mondo grazie. Eco, a Streetbooks, a Miele Amaro, Circolo dei Lettori. Buona lettura e buon viaggio, anche metaforico, a tutte e tutti. Grazie Ivo. A te, a voi. Ciao, Grazie. grazie.